Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'ultimo appuntamento settimanale con la nostra rubrica Auto da Fe. Buongiorno anche al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di Guarda, no, no, economia no, no, signora, alla di Bocconi, qua, che lì, dovrebbe seguimi. essere in collegamento con Ok? noi. Quest'oggi siamo per telefono. Buongiorno professore, buongiorno Gira. Fabrizio. Se mi sente, Pronto? perché pronto, eccoci qua. Sì. Buongiorno professore, ben Buongiorno, come trovato. va? Bene, bene. So che sei in partenza, ti abbiamo preso Al probabilmente su un volo, al molo, volo. al molo, e quindi e ti ringraziamo per questo, per la disponibilità come tutti i venerdì a essere con noi. Professore, abbiamo Complimenti una per favore. mezz'oretta scarsa, come al solito. Io segnalo due tuoi interventi che sono stati pubblicati, uno sul Opinione, l'opinione.it, freschissimo, pubblicato da poco, sulla tecnica e il ritorno alle scienze umanistiche, l'altro è un articolo che avevi già pubblicato qualche tempo fa, e che riprende alcuni dei temi di cui abbiamo parlato nelle ultime trasmissioni, negli ultimi appuntamenti, cioè il fatto che comunque nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, quando nasce anche la nostra Costituzione e la Repubblica Italiana, così come abbiamo fatto il paragone con il secondo dopoguerra tedesco, ci si trova di fronte a una ricostruzione che non può fare a meno di considerare un dato di realtà, tanto per la Germania quanto per l'Italia. Nella Germania l'economia sociale di mercato, in Italia la nostra Costituzione che tiene presente il fatto che punto centrale della coesione sociale è la classe media fatta da commercianti, artigiani, piccole imprese, agricoltori, quella proprietà diffusa e quell'attività diffusa piccola che rifugge dai monopoli e dagli oligopoli, che rappresenta appunto la spina dorsale produttiva del paese. La Costituzione in qualche modo rispecchia questa presa d'atto e anche questa scommessa sul futuro, perché è ampliando la classe media che si genera stabilità. Le cose sono andate un po' diversamente. Partiamo proprio da questa carta costituzionale. Abbiamo appena celebrato, è stata celebrata la festa della Repubblica, che è sintetizzata nei principi della Carta Costituzionale. Tu, nell'articolo che citavo prima sulla Costituzione, anzi, quale Costituzione, 7 principi fondamentali e una distanza incolmabile con la realtà, era il titolo del tuo articolo, prendi come riferimento non tutta la Costituzione, ma i principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli, no? Che cosa ne viene fuori se si raffrontano i principi e la realtà? Allora, quello che viene fuori è che di fatto la Costituzione, allora facciamo alcune considerazioni. Innanzitutto i padri costituenti, questo è molto interessante, ben 8 dei padri costituenti hanno ancora, in parte chiuso, in parte in corso, un processo di beatificazione. Questo per dare il livello di struttura morale e culturale, gran parte di questi erano laureati. Si veniva dalla guerra, quindi i principi fondamentali della Costituzione, il primo che è fondamentale, dice, è basato sul lavoro, no? E il lavoro è fondamentale, fuori che noi siamo in una situazione in cui il lavoro non rappresenta più l'articolo della Costituzione, non c'è una tutela sufficiente del lavoro e abbiamo delle situazioni in cui i nuovi processi di produzione molto più automatizzati hanno di fatto emarginato una quota significativa di manodopera e oggi abbiamo una importante quota di lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Abbiamo in ballo la Electrolux, abbiamo in ballo la siderurgia, abbiamo in ballo tante aziende, soprattutto di grandi dimensioni. Le piccole è importante la rilevazione che è stata fatta perché sono meno impattanti sul sistema economico di quanto non siano le grandi imprese. Le grandi imprese falliscono e quindi lo Stato si ritrova sulle spalle, mentre le piccole imprese non falliscono mai tutte nello stesso momento.
quindi hanno un processo di rotazione per cui alcune falliscono e altre rinascono, e quindi il sistema cambia pelle in modo molto meno traumatizzante rispetto a quello delle grandi imprese. Comunque prova che il primo articolo della Costituzione fondamentale, Repubblica basata sul lavoro, non è rispettato. L'articolo 3... Ecco, professore, ti interrompo perché poi mano a mano tu esamini gli articoli in successione, no? L'1, il 2, il 3, quelli fondamentali, i principi fondamentali. Però a proposito di lavoro, e qui sfioro anche quello che è l'ultimo articolo che hai scritto, quello sulla tecnica e il ritorno alle scienze umanistiche. A proposito di lavoro, siamo di fronte all'avvento dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un qualcosa che rimodella anche il concetto di lavoro, perché i lavori che venivano svolti fino a poco tempo fa, anche a livello professionale, direi abbastanza elevato, sono facilmente sostituibili con l'intelligenza artificiale, che costa meno, rende di più, non ha tutte quelle disfunzioni che caratterizzano l'essere umano. Il crinale, diciamo così, della Repubblica fondata sul lavoro si trova davanti a una bella sfida a sto giro, non ti pare? Indubbiamente l'intelligenza artificiale sostituisce gran parte sostituisce, diciamo, soprattutto quelle attività che sono standardizzabili, mentre invece non sostituisce gran parte delle attività che sono manifatturiere, e quindi delle attività artigianali, delle attività fondamentalmente manifatturiere. E questo è il vantaggio che abbiamo noi sostanzialmente, no? Cioè di avere un sistema in gran parte caratterizzato da piccole imprese e imprese artigianali, no? Quindi questo è un aspetto fondamentale. E quindi, articolo 2, professore, articolo 2, perché dobbiamo un po' correre come al solito in questa mezz'ora, però in realtà l'articolo 1 tu sostanzialmente dici il lavoro era un punto chiave per i padri costituenti, perché la mancanza di lavoro significa meno libertà, diseguaglianza maggiore, meno possibilità di partecipazione alla vita democratica, insomma, meno lavoro significa meno democrazia, democrazia monca e incoerente. La tutela del lavoro sappiamo com'è, a che livello è, soprattutto oggi. Punto articolo 1. Articolo secondo, la Repubblica, recita la nostra Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tanto come singolo quanto nelle formazioni sociali, dove si deve svolgere la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il principio di solidarietà. Che cosa significa, professore? Questo significa il concetto dell'affermazione del bene comune, che riprende Leone XIV nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Che cosa significa? Significa che tutti devono partecipare. Allora, noi afferma il principio di uno Stato sociale, cioè di un sistema di welfare, in cui non vengono abbandonati le persone marginate, le persone disoccupate, eccetera, e quindi abbiamo una situazione di definizione di welfare, e tutti devono rispondere allo Stato, cioè lo Stato definisce pubblici molti servizi come la sanità, come l'assistenza, eccetera, che caratterizzano il sistema di welfare. E per avere questo evidentemente deve recuperare le risorse, e le risorse vanno recuperate attraverso le imposte. Le imposte vanno graduate a seconda della capacità di reddito dei contribuenti. E qui il problema qual è? Che noi siamo in un paese in cui l'evasione fiscale è molto elevata, e questo è un problema. Quindi abbiamo un venir meno del principio del bene comune determinato dall'articolo 2. Quindi anche l'articolo 2 viene in un qualche modo negato dalla storia, insomma, dai fatti. L'altro aspetto che incide sui sistemi di welfare profondamente non è solo il mancato pagamento delle imposte, e quindi, ma l'aspetto fondamentale è Del debito.
di ridurre il debito pubblico. Quindi in realtà noi abbiamo un debito pubblico che per il 90% è clientelismo. Come diceva Berlinguer quando accusava la democrazia cristiana in merito al debito pubblico, che cosa diceva? Il debito pubblico è caratterizzato dalla politica della democrazia cristiana che funziona col clientelismo, e quindi l'idea di dare a tutti qualcosa, e qui noi abbiamo un debito che è caratterizzato, l'abbiamo detto altre volte, per il 90% di spesa corrente, cioè di clientelismo, e il clientelismo funziona perché tu, dando delle risorse, che sia la bocciofila, che sia un'istituzione, che sia qualsiasi altra cosa, tu compri del consenso, compri i voti, oppure attui una politica di assegnazione, come diceva Montanelli su Mussolini, che aveva capito che bisogna dare agli italiani una piccolissima fetta di potere, che potessero usare arbitrariamente. E E questa è la la stessa cosa, caratteristica fammi dire, maledetta degli professore, italiani. la stessa cosa, fammi dire, a proposito di Berlinguer, è avvenuta poi nelle regioni cosiddette rosse, stessi È principi. avvenuto anche nelle regioni rosse, cioè il Berlinguer aveva fatto, se ben si ricorda, la questione morale, aveva posto in essere la questione morale, poi Berlinguer è passato, è morto e l'hanno tradito, come è stato tradito De Gasperi. Quindi ci sono dei personaggi che affermano il concetto di bene comune. Moro fu anche questi che affermò la possibilità che la democrazia governasse col Partito Comunista, e quindi sono soggetti che compaiono e poi vengono dimenticati. Le regioni rosse hanno attuato allo stesso modo un modello di clientelismo, fra virgolette, sfacciato, perché a maggior ragione dovrebbero tutelare un'uguaglianza, ma non lo fanno. Quindi questa è una caratteristica del paese, insomma, no? Quindi è venuto meno il concetto di sistema di welfare, che è tipico dell'Europa, cioè questo è fondamentale. Gli Stati Uniti non sanno neanche che cos'è il sistema di welfare e gli altri paesi non sanno neanche che cos'è il sistema di welfare. Il fondamento dell'Europa e dell'Italia è la sua storia. L'Italia e l'Europa hanno visto le guerre, hanno visto i dolori, hanno fatto la storia, hanno creato la libertà, l'idea della libertà fatta dall'uomo. Noi ce ne stiamo dimenticando e questo è Ecco, grave. Quindi due sono i professore, fatti. prego, Sì. prego, prego. No, vai pure. No, stavo passando all'articolo 3 perché è un complemento dell'articolo 2 circa la questione del welfare, no? Non solo il welfare e non solo quindi il bene comune, ma anche l'articolo 3, oltre ad affermare il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, attribuisce un compito importante alle istituzioni repubblicane, perché recita testualmente che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, che non è un articolo comunista, ma è un articolo ispirato a quella dottrina sociale o comunque, diciamo così, all'economia sociale di mercato, che era la stessa filosofia che ha retto la Germania post-bellica. Non è certamente una visione comunista, ma è una visione partecipativa, una visione sociale partecipativa, possiamo chiamarla così. No? Non è la collettivizzazione dei beni No, in certo che chiave no. marxista, però dà alla Repubblica un compito importante, cioè il fine è quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona e la partecipazione dei lavoratori, anche qui c'è il concetto di lavoro, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. È un bellissimo concetto, perché in Germania c'era anche la Mitbestimmung, no? Cioè la partecipazione dei lavoratori anche alla gestione delle aziende, la compartecipazione. Noi siamo rimasti un passetto indietro, ma il principio c'era tutto. Principio tradito anche questo, professore? Allora, questo articolo di fatto è funzionale, citando i vari articoli che sono stati completamente disattesi. Questa è la realtà. Quindi noi dovremmo guardare la Costituzione
che è mancata. L'aspetto importante di questo articolo è che caratterizza l'Europa e il sistema di welfare che si poneva a quel tempo come processo di medio fra il capitalismo americano e il collettivismo sovietico. Quindi la soluzione, la cosiddetta terza via, come si diceva al tempo, insomma, no? Era quella di trovare una via che mettesse insieme gli aspetti positivi del capitalismo, ma non gli eccessi, come stiamo vedendo adesso, e il fatto positivo della collettivizzazione, ma non l'eccesso della collettivizzazione sino al punto di annullare l'individuo. Quindi questo è fondamentale, è un principio fondamentale che al momento non viene perseguito, ma non viene al momento perseguito almeno da 30 anni, non viene perseguito, non è che non venga perseguito oggi, perché il debito pubblico non si è formato dalla sera alla mattina, sono 30 anni che noi stiamo correndo dietro un debito pubblico e dimostriamo l'incapacità di ridurlo, perché il debito continua a crescere, non è che si riduce, noi non siamo in grado di ridurre il debito perché gran parte di questo debito, come abbiamo detto, è frutto del clientelismo e rinunciare al clientelismo vuol dire rinunciare alle condivisioni, vuol dire rinunciare ai voti, vuol dire rinunciare al consenso. Il problema è che un governo forte deve essere in grado di rinunciare al consenso e di dire signori, dobbiamo stringere la cinghia e andare avanti, altrimenti qui il problema diventa devastante. Noi siamo passati ormai a oltre 3.000 miliardi di debito, quindi, e abbiamo gli interessi che stanno crescendo. Poi lo spread è basso, ma lo spread è ininfluente perché può passare dalla sera alla mattina in base alla finanza. Al momento non ci vogliono male. Ecco, questo è l'aspetto secondo me importante della situazione. Però indubbiamente la terza via enunciata nelle parole, ma mai completamente realizzata nei fatti. Ecco, su questo articolo 3 tu spendi qualche parola circa anche il fatto dell'organizzazione della macchina della giustizia, no? L'inefficienza della macchina giudiziaria, i tempi lunghissimi per avere giustizia e l'organizzazione giudiziaria che non funziona. Anche questo incide sulla mancata realizzazione dei principi. Assolutamente sì, ma questo io dicevo, il diritto è stata l'Italia è stata la culla del diritto, ma questo diritto è la tomba del paese, perché noi abbiamo un processo di legificazione che è qualcosa di tremendo. Noi abbiamo 230.000 norme, questo per quanto riguarda la parte penale che la parte civile, 230.000 norme. La Germania e la Francia ne hanno 7.000 ed è evidente che noi abbiamo un sistema di legiferazione che è funzionale a rispondere a questa situazione. Cioè tutte le volte che c'è un problema si individuano sempre solo tre soluzioni. Una soluzione è quella di fare una nuova norma, un'altra soluzione è quella di inasprire la norma e la terza soluzione è fare un organo di controllo. Noi abbiamo moltiplicato gli organi di controllo. In un comune ci sono diversi organi di controllo che non controllano fra di loro. Io sono stato presidente del collegio sindacale del Comune di Milano, del Comune di Roma, ho visitato i ministeri. Abbiamo una molteplicità di controlli che non servono a nulla, molto spesso sono funzionali a creare dei posti per le persone che a loro volta non controllano nulla. Quindi il problema del diritto, io dico, tutte le volte, questo dovrebbe essere un impegno legislativo, tutte le volte che si fa una norma se ne cancellano 10. Tutte le volte che si fa una norma se ne cancellano 10, altrimenti arriviamo a un sistema talmente faraonico per cui tu richiami nella norma una legge di 10 anni prima che a sua volta richiama una legge ancora di prima fino ad arrivare al Regio Decreto del 1920, insomma, no? Quindi siamo in una situazione assolutamente pazzesca. Allora lo stesso Nordio, che bisogna prenderlo un po' con le pinze, però richiamava che il diritto penale, il codice Rocco è stato approvato da Mussolini. Questo per dire, forse un'occhiata al codice Rocco bisognerebbe farla, insomma, no?
Noi abbiamo introdotto, diciamo, un ordinamento penale, per esempio, di carattere anglosassone, tenendoci il codice Rocco. Questa è un'altra delle contraddizioni. Ma comunque la giustizia è un altro dei temi che tu hai trattato. E poi veniamo, bypasso l'articolo 4 perché ribadisce che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, ne abbiamo già parlato, ma l'articolo 5 invece, tra i principi fondamentali, introduce una questione alla quale tu ti sei molto dedicato, cioè la promozione e il riconoscimento, articolo 5 Costituzione, delle autonomie locali e il più ampio decentramento amministrativo per garantire i migliori servizi. Quindi autonomia e decentramento anche dei servizi che vengono gestiti dalle entità locali. Insomma, chiamiamolo federalismo. C'erano già i germi di questa questione. E tu su questo hai speso gran parte anche della tua riflessione, della tua attività accademica, no, professore? Sì, io il primo libro, no, non il primo libro era l'innovazione del 1981, l'innovazione tecnologica nelle aziende di produzione, vedevo lontano. L'altro libro che io ho fatto nel 2007 era Il patto di lucidità, no? Con una copertina fatta da Franco Maria Ricci in cui c'era il Dio delle due facce. Da una parte guardavi il federalismo e il paese reale e dall'altra parte si guarda il paese formale. L'Italia è un paese federale nei fatti, perché noi non possiamo gestire un paese i cui regioni hanno storie così profondamente diverse dal punto di vista politico, dal punto di vista normativo, dal punto di vista della produzione economica e ambientale, per cui non si può pensare di fare una normazione uguale per tutto il paese. E qui il problema è lo scontro con le amministrazioni centrali, che non sono capaci, non vogliono accettare una forma federale. Noi non siamo stati in grado, e qui una colpa Calderoli se la deve prendere, perché il federalismo è fondamentale in questo paese. Non puoi fare delle norme a Milano che siano uguali a quelle della Sicilia o della Sardegna, insomma. Per cui l'importante è capire che anche l'aspetto produttivo, no? Noi abbiamo la maggior parte delle aziende minori nel nord, la maggior parte del PIL prodotto in questo paese è nel nord, quindi se noi vogliamo creare un sistema di uguaglianza e un sistema di welfare per cui il siciliano o il calabrese possono sentirsi italiani dal punto di vista dei servizi pubblici, è evidente che è necessario un processo di trasferimento fondi dal nord al sud. E qui ritorniamo al punto di prima, cioè se i trasferimenti al nord e al sud fossero stati fatti in funzione di meriti reali, in funzione di bisogni reali, ci sarebbe stato giusto. Ma nel sud noi abbiamo usato tantissimi trasferimenti per costruire le cattedrali nel deserto, abbiamo costruito ospedali che non sono mai stati aperti, abbiamo costruito strutture pubbliche che non sono mai state utilizzate, e chi doveva controllare dov'era? Perché noi affermiamo dei principi fondamentali, ma il problema ritorna sempre a capo, e cioè abbiamo un sistema determinato come si vede dal debito pubblico, un sistema di controllo che a causa della normativa, della burocrazia folle di questo paese non si riesce a gestire i sistemi di controllo. Per cui che cosa hai? Hai le regioni di sinistra che spendono e spandono, hai trasferimenti al sud che vengono anche in funzione del clientelismo, per cui vengono fatte delle strutture pubbliche che non servono o che non vengono usate o che non vengono aperte. Abbiamo ospedali, come ho detto, costruiti ma che non vengono usati. Allora il problema di fondo è: ma chi doveva controllare dov'è? Qui se ne fottono tutti, insomma, no? Quindi anche la gente dovrebbe essere consapevole e responsabile di queste cose. Per cui diciamo, questa confusione normativa, burocratica, diventa devastante per questo paese dal punto di vista dell'amministrazione civile e dal punto di vista dell'amministrazione penale. Ecco, Esattamente la stessa cosa. c'è un altro articolo che tu prendi in osservazione, l'articolo 9, che è pieno di bellissimi principi: la promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica,
la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della nazione, la tutela dell'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e le forme di tutela anche degli esseri animali. Questo qui tu ci dedichi 2 righe. È un articolo che si commenta da solo perché qua non tuteliamo, non promuoviamo niente di quello che abbiamo elencato nella sostanza. Talché tu concludi con riferimento all'articolo 12 che perfino la bandiera della Repubblica andrebbe modificata. Come, professore? Perché il tricolore verde, bianco e rosso, te ci aggiungeresti qualcosa? Quello della Croce Rossa. La bandiera della Croce Rossa. Cioè il problema, come abbiamo detto tante volte, no? La gente non vuole capire e i media sono estremamente colpevoli da questo punto di vista, come diceva Benedetto XVI nella sua relazione che abbiamo presentato la volta scorsa, nel nascondere sistematicamente la verità. Noi siamo arrivati a un tornante della storia, la gente lo deve capire questo, tutte le civiltà, tutte le società nella storia crescono, si sviluppano e poi collassano. Quindi noi siamo arrivati a una sorta di sostanzialmente diciamo a una situazione come si dice il rischio che facciamo la fine della rana nella pentola. La rana che cosa ha? Un comportamento termico che non l'avverte delle variazioni di calore. Per cui la rana messa in una pentola che viene portata a ebollizione, la rana non se ne rende conto e alla fine, quando il sistema finisce, comincia col bollire, la rana bolle e muore, e se ne accorge all'ultimo minuto. Allora, il problema è che qui noi stiamo discutendo, io vedo tutti i giornali, allora, è mai possibile che tutti i giornali si occupino non di fatti importanti, come stiamo dicendo, della Costituzione, del rispetto della Costituzione, ma c'è il problema della Minetti, c'è il problema di Nordio, c'è il problema di Val di Tara, che dice che il fratello del Presidente della Repubblica è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Allora siamo in una situazione in cui i giornali si spendono in mille cose e diciamo offuscano la capacità di pensare della gente. Cioè, c'ha ragione Benedetto XVI, i due mali contro cui noi dobbiamo combattere sono la finanza, di cui abbiamo parlato molto spesso, e i media. Quindi tutte queste affermazioni o considerazioni che facciamo sulla Costituzione le stiamo facendo sui principi fondamentali della nostra esistenza. Ecco, professore, È possibile che siccome sono nessuno le rilevi 10, questi errori? sono le 10:59, dobbiamo salutarci. Oltre all'articolo che abbiamo commentato, io cito a questo punto rinvio chi ci ascolta a andare direttamente sul sito del quotidiano L'Opinione delle Libertà, opinione.it. Il titolo dell'articolo del professor Fabrizio Pezzani è La tecnica e il ritorno alle scienze umanistiche. È stato pubblicato ieri, proprio ieri appunto se non sbaglio, anzi non sbaglio per niente perché la data è quella proprio del 18 giugno, quindi appena pubblicato su opinione.it. Fammi fare solo una citazione che ho trovato veramente bella, che tu metti in capo al tuo articolo, ed è la citazione da un libro di Joseph Roth, Il caffè dell'undicesima musa. Dalla caverna alla cultura e di qui con l'appiattimento della civilizzazione al materialismo della tecnica, per tornare alla caverna attraverso guerre, socializzazione, proletarizzazione, il passo è breve. La trovo di una sintesi meravigliosa questa osservazione di Joseph Roth, che incornicia il tuo articolo. Rimando chi ci segue appunto sul sito di opinione.it, la tecnica e il ritorno alle scienze umanistiche. 30 secondi, professore, per inquadrare questo pezzo, molto bello. E la cultura umanistica ha le sue radici nella cultura greca, nella cultura romana, nella storia. Noi siamo i 2/3 del patrimonio artistico mondiale, siamo i più brillanti inventori della creatività e questo è fondamentale. Il ritorno alla cultura umanistica è un ritorno alla socialità dell'uomo, è un ritorno alla bellezza, è un ritorno a quei sentimenti
che noi stiamo perdendo in favore di una tecnica e del numero. Noi oramai siamo in una situazione in cui diamo i numeri su qualsiasi cosa. Quanti uova devi mangiare, quanti passi devi fare, quante respirazioni devi fare, quanto devi dormire, quanto devi cioè noi abbiamo una situazione in cui produciamo infinitamente statistiche, numerazioni che non servono assolutamente a nulla, se non invece tornassimo a quella cultura che ci ha resi grandi, che ci ha resi nostra letteratura e la nostra storia, e quindi sono fondamentali. Tutti i grandi della storia, a partire da Einstein, da Fermi, da tutti questi grandi, tutti hanno fatto come scuole il liceo classico. E questo il liceo classico è un liceo fondamentale per lo sviluppo della cultura umanistica, perché conoscere il greco, conoscere il latino, conoscere la storia è fondamentale per abituare a pensare, cosa che noi non siamo più in grado di fare. Professore, io ti ringrazio. Buon viaggio, ci mettiamo d'accordo per la prossima settimana. Grazie a Fabrizio Pezzani, professore Grazie a emerito di voi e della economia. pazienza con cui riuscite a tollerarmi. Grazie a te, professore, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona giornata e buona fine di settimana. A tutti con grande piacere. Arrivederci.